Anche quest'anno il secondo incontro per presentare il bilancio sociale è stata la conferma per dire quanto San in Veneto è il fondo di prossimità e di aiuto alle imprese e ai lavoratori del comparto artigiano. Ma io darei solo a San in Veneto una parola chiave: farsi operatori di comunità. Cosa significa? Certamente star dentro la contrattazione del territorio, con le imprese, l'orizzontalità territoriale del modello di sviluppo, con tutte le sue contraddizioni, ma soprattutto ricostruire il senso dell'essere in comune. Ci siamo trovati oggi per illustrare il nostro bilancio sociale 2020. L'obiettivo è dire a tutti gli iscritti, alle aziende aderenti, alle parti sociali e a tutte le istituzioni gli ottimi risultati che il nostro fondo raggiunge giorno dopo giorno. 5.200.000 sono stati gli euro erogati per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie, a supporto e ad aiuto nei casi di pandemia, nei casi di ricovero, nei casi di astensione dal lavoro e di astensione dalle attività produttive. San in Veneto è il fondo fratello di Sanifonds sia in Trentino che dell'Alto Adige, perché è il fondo che ha saputo coniugare gli interessi dei lavoratori con quelli del territorio. È un sistema alternativo a quello nazionale che si è dimostrato come Sanifonds molto più efficace nella risposta alle persone, e quindi credo che da un punto di vista del modello contrattuale le parti sociali in tutta Italia dovrebbero riflettere sul fatto di mettere a rete i servizi e le prestazioni che fruiscono i lavoratori sul territorio. San in Veneto è sicuramente un attore strategico dello sviluppo del territorio, un nuovo attore strategico dello sviluppo. Per poter effettivamente svolgere appieno il suo ruolo deve avere anche il coraggio di essere un innovatore sociale, cioè di entrare in relazione con gli altri attori con una logica di community holder, cioè di generatore di comunità resilienti in questo caso, e propositivo anche di un cambiamento, di un'innovazione che riguarda il modo di produrre i servizi di welfare territoriale con una logica di sostenibilità, guardando anche le generazioni future. San in Veneto si dimostra ancora una volta di essere lo strumento giusto che al momento giusto sa intervenire e sa dare risposte concrete al territorio e con iniziative concrete di vicinanza e di aiuto reale.